Fuori dal Covid? Sì, forse sì, speriamo di sì, perché il virus graffia ma non lascia più il segno. In Veneto la pandemia sale sullo scivolo, sui contagi e giù, sempre più giù, i ricoveri. A Vicenza si va oltre quota 1000 positivi, per la precisione 1139 nelle ultime 24 ore, ma poi al San Bortolo la terapia intensiva è vuota come uno zero e i pazienti sono 2 in meno di ieri. Trend identico in tutto il Veneto, in tutta Italia. Bene fa il governo a sbattere la porta in faccia allo stato d'emergenza. Il 31 marzo finisce il tunnel buio della pandemia, un limbo lungo 2 anni. Eppure, se dal punto di vista sanitario sfociamo oltre l'emergenza, resta la prospettiva burocratica, vischiosa, che lascia orme di Green Pass base, ma sempre Green Pass per chi parla anche l'italiano, certificato verde, che resiste un mese, ancora un mese, tutto aprile. Il 31 marzo termina l'emergenza sanitaria, ma il certificato verde sopravvive fino al 1 maggio, con le sue contraddizioni che fanno infuriare i commercianti. Senza mascherina fuori, però chiediamo il Green Pass e questa è l'assurdità, quindi la libertà a metà. È assurdo, assurdo. Se i commercianti si infuriano, gli imprenditori non ridono mica, anzi, le piccole imprese che già devono fare i conti col caro carburanti, coi costi alle stelle dell'energia e con le materie prime a prezzi mai visti nemmeno su Marte, si chiedono perché. Perché la catena dei Green Pass non sia stata sciolta, vista la fine, tra le tante emergenze che già ci assediano, almeno di quella sanitaria. Se c'è uno stato di emergenza e finisce, devono finire anche tutte le limitazioni della libertà personale che sono previste. Un provvedimento che diventa di fatto abnorme perché viene a mancare il presupposto essenziale che è lo stato di emergenza. È venuto meno lo stato di emergenza, anche il Green Pass dovrebbe venire meno. Anche l'avvocato Francesco Rucco si fa domande, dubbi anche economici, con una guerra d'armi e una guerra economica, colpi di sanzioni in una parte del mondo, l'Ucraina e la Russia, che per l'export vicentino vale 300 milioni di euro l'anno. È la tempesta perfetta. Sicuramente siamo in una tempesta perfetta, però anche in questo mare noi dobbiamo navigare. Le soluzioni che noi proponiamo è un taglio deciso delle imposte per le famiglie e per le imprese e un alleggerimento, se non totale, dismissione delle misure diciamo anti libertà personali e di sicuro il Paese in questo modo riparte.